Anche da Agrigento attestati di vicinanza ai vigili del fuoco per la tragedia di Alessandria. Maglia nera alla Sicilia differenziata al 22%, all'Ars il dibattito sulla riforma proposta dal governo Musumeci. Il Tribunale di Agrigento pronto a far spazio al personale di Canicattì e Licata. Via Pirandello si rifà il look. Inaugurata l'edizione 2019, dibattito sulla cultura classica al Teatro Pirandello di Agrigento. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Nella città dei Templi, attestati di vicinanza e cordoglio al corpo dei vigili del fuoco per la tragedia di Alessandria in Piemonte, in cui hanno perso la vita 3 vigili del fuoco. Una prima esplosione lieve, un principio di incendio seguita da una seconda più violenta che ha fatto crollare una cascina ottocentesca. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Dopo la visita di ieri del comandante dei Carabinieri di Agrigento, colonnello Giovanni Pellegrino, ai Vigili del Fuoco di Agrigento presso la sede di Villa Seta, in segno di solidarietà per quanto accaduto l'altro ieri in provincia di Alessandria, dove hanno perso la vita 3 pompieri, Matteo Castaldo, 46 anni, Marco Trichese, 38 e Antonio Candido, di 32, questa mattina anche gli agenti della polizia di Agrigento hanno reso omaggio ai 3 vigili del fuoco morti nell'esplosione delle bombole di gas. Con la deposizione di fiori da parte del commissario Vincenzo Spirio è avvenuta presso il comando dei Vigili del Fuoco di Villa Seta alla presenza di tanti esponenti. Successivamente una delegazione dei Vigili del Fuoco si è recata presso l'Istituto Comprensivo Maria Montessori di Agrigento a San Leone, dove i piccoli alunni hanno voluto donare un mazzo di fiori per ricordare le 3 vittime, presenti anche i piccoli della scuola dell'infanzia Malaguzzi. Vi aspettavate tutta questa solidarietà, ieri i Carabinieri, oggi la Questura, addirittura una scuola, per quanto è successo? Ci riempie di orgoglio e queste cose ben vengano, ma non dovrebbero succedere, e quindi quando succedono si stringono tutti attorno a noi. Comunque è una cosa graziosa dei bambini che ci hanno pensato, anche coordinate dalle maestre, ma è sempre un bel segnale delle istituzioni e delle scuole. Quando si è saputa la notizia, che tipo di reazione c'è stata tra di voi in caserma, all'interno del corpo? Sgomento, anche se è un mestiere molto pericoloso, lo sappiamo, però gli imprevisti sono dietro l'angolo. Con il gas è una cosa imprevedibile, anche se abbiamo le attrezzature sempre all'avanguardia, però arriviamo in un punto che a volte ci sorprende. Poi non sappiamo, ci sono delle inchieste in corso, non sappiamo la dinamica vera e propria, stiamo indagando, quindi a breve avremo le risposte che speriamo che... L'impegno comunque continua quotidianamente, indipendente da ogni cosa, i vostri valori vanno avanti e oggi si dà anche questo segnale ai ragazzi. Sempre comunque, anche se il dolore ce l'abbiamo all'interno, però stamattina siamo qui operativi a fare tutto quello che ci aspetta, anche siamo esseri umani, quindi... I ragazzi della scuola Montessori oggi daranno un segno, un mazzo di fiori, un segno di solidarietà ai Vigili del Fuoco per la tragedia che è successa. Sì, oggi i ragazzi, i bambini con tutto il corpo docente della scuola Istituto di Rita Elena Montalcini, in particolare del Plesso Montessori, vuole rendere omaggio a questi eroi, perché sono degli eroi veramente queste persone che giornalmente si battono per la legalità e per il nostro benessere. Purtroppo questa immane tragedia ci ha colpiti tutti quanti e noi oggi vogliamo ricordare, dare un piccolo segnale, però un segnale forte, un segnale di vicinanza e un segnale di ringraziamento per il lavoro quotidiano che i Vigili del Fuoco fanno giornalmente per noi. Ci siamo riuniti oggi insieme a tutte le classi della scuola primaria Montessori e della scuola Malaguzzi, scuola dell'infanzia Malaguzzi, per ricordare le vittime e gli eroi che hanno perso la vita nel terribile incidente di Alessandria.
oggi stiamo dando una lezione viva e reale di educazione civica. I bambini infatti stanno incontrando i vigili del fuoco del corpo di Agrigento, del comando di Agrigento, stiamo offrendo un ricordo floreale e stiamo leggendo la preghiera del vigile del fuoco. Abbiamo dei genitori vigili del fuoco e i bambini, i loro figli, vengono in questa scuola. Quindi abbiamo toccato con mano cosa vuol dire il sacrificio e l'amarezza in questi difficili momenti. La scuola Montessori è sempre presente quando si tratta di essere vicini alle nostre forze dell'ordine. Già ai tempi di Nassiria ci eravamo recati alla caserma di Agrigento, oggi invece il comandante di Agrigento ci ha dato la gioia di ricevere nel nostro spazio scolastico sia la squadra operativa sia i mezzi di soccorso. La scuola di oggi deve essere una scuola viva nel territorio. Piogge e raffiche di vento per un mercoledì che non promette nulla di buono. Il sole fa spazio alle nuvole per una giornata piovosa. La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla. Si invita la cittadinanza ad essere prudente ed a limitare gli spostamenti. Anche per questa volta è stato messo in rete il numero verde per le emergenze 840 40 40. Ombrelli alla mano per gli agrigentini e massima prudenza. All'Assemblea regionale è iniziato il dibattito sulla proposta di riforma dei rifiuti da parte del governo Musumeci. Sala d'Ercole ha votato e ha respinto la richiesta del capogruppo del Movimento 5 Stelle Francesco Cappello di rinviare il testo alla Commissione Ambiente. C'è il servizio. Governo e maggioranza superano primo ostacolo d'aula sulla riforma dei rifiuti. Le opposizioni avevano chiesto il rinvio in commissione, ma la proposta è stata bocciata dall'Aula con una votazione per alzata e seduta, 35 voti contrari, 27 a favore, ha detto il presidente di turno Roberto Di Mauro subito dopo il voto. A chiedere il rinvio in commissione erano stati il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Questa riforma è contorta, non risolve i problemi del settore, ci sono norme che sono fuori dal mondo. In commissione fino ad ora ogni volta che abbiamo esposto il nostro punto di vista è stata fatta prevalere la forza dei numeri, aveva detto Anthony Barbagallo, parlamentare regionale del PD, intervenendo a sostegno della proposta del capogruppo del Movimento 5 Stelle Francesco Cappello. Contraria al rinvio il presidente della Commissione Ambiente Giussi Savarino. Ci siamo confrontati a lungo su questo disegno di legge. Oggi abbiamo celebrato la 29esima seduta di commissione dedicata a questa riforma. Siamo stati disponibili a confrontarci su tutto. Abbiamo lavorato seguendo le indicazioni del Governo nazionale, della Corte dei Conti e dell'Autorità Anticorruzione. L'Aula ha dunque iniziato la discussione generale della riforma sui rifiuti. Parliamo ancora di rifiuti. Alla Sicilia maglia nera per la gestione, differenziata al 22%, in discarica il 73%. Vediamo. Carenza di un'adeguata impiantistica per il riciclo dei rifiuti, assenza di valorizzazione energetica per quanto non riciclabile, turismo dei rifiuti verso altre regioni, affidamento eccessivo allo smaltimento in discarica. Questa è la fotografia scattata da FISE, Assoambiente, l'Associazione delle Imprese del Trattamento dei Rifiuti e Bonifica, su 3 regioni italiane, Lazio, Campania e Sicilia. L'analisi basata su dati ISPRA della stessa Assoambiente è stata presentata in occasione di Ecomondo, la fiera della Green Economy. E se nel Lazio, si legge nello studio, vince il turismo dei rifiuti, la differenziata è al 46%, ma il 64% dell'umido raccolto nei cassonetti viene inviato fuori regione e la Campania rimane sull'orlo delle emergenze, cioè nei prossimi 2 mesi le capacità residue delle discariche sul territorio campano saranno esaurite. La Sicilia primeggia nella classifica dei rifiuti, ma purtroppo ancora una volta per dati negativi. Sull'isola infatti insiste il record di discariche e impianti di riciclo e recupero. La gestione dei rifiuti è condizionata dalla percentuale record di conferimento in discarica, il 73%, solo il 22% viene raccolto in modo differenziato, dato più basso a livello nazionale. Anche qui il passaggio negli impianti di trattamento meccanico biologico e propedeutico addirittura per il 96% dei quantitativi al successivo conferimento in discarica. Il recupero di materia resta un'ipotesi residuale, la voce incenerimento non è presa in considerazione. In Sicilia salgono a 581 i progetti di Resto al Sud.
La misura creata dal Governo nazionale per incentivare la crescita delle imprese avviate dai giovani imprenditori in età compresa tra i 18 e i 45 anni nel Mezzogiorno. Il servizio di Lello Casesa. Sono oltre 580 i progetti in Sicilia denominati Resto al Sud, il provvedimento voluto dal governo centrale per incentivare la crescita delle imprese avviate da giovani imprenditori tra un'età compresa tra i 18 e i 45 anni. L'intervento economico previsto è di 37 milioni di euro con la probabile creazione di oltre 2.200 posti di lavoro. I risultati di questa misura sono stati illustrati a Palermo in queste ore dal manager di Unicredit e presidente della commissione dell'ABI Salvatore Malandrino a Palermo nella facoltà di economia. Sono numerose le iniziative che prevedono diverse forme di finanziamento, come ad esempio la produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, della pesca, acquacultura, forniture di servizi alle imprese ed alle persone e turismo. I richiedenti possono ricevere un finanziamento massimo di 50.000 euro per la durata di 8 anni con un periodo di preammortamento di 2 anni. L'agevolazione copre il 100% delle spese ammissibili. Presenti all'incontro tra gli altri il rettore dell'Università di Palermo Fabrizio Micari ed il vicepresidente della Regione Siciliana onorevole Gaetano Armao. I risultati sono molto positivi, ha dichiarato il rettore, ma c'è ancora spazio per rendere la misura più capillare nelle regioni del sud. Mi rivolgo direttamente ai ragazzi e riferendosi al rapporto dello Svimez degli ultimi giorni che lascia il sud in una condizione molto negativa. Negli ultimi 20 anni lo Stato, piuttosto che investire, ha invece disinvestito nell'area del Mezzogiorno, commettendo l'errore più grave: non puntare sulle nuove generazioni e sulle loro capacità di creare famiglia, imprese future è stato un grande errore. Il vicepresidente Armao nel corso del suo intervento ha affermato come al sud mancano circa 70 miliardi di investimento e 2 miliardi di resto al sud non possono che essere l'inizio di una strategia più ampia e quindi è fondamentale usare bene questa misura. I giovani devono restare al sud, in special modo in Sicilia, per far crescere le imprese, ma c'è bisogno di una seria politica infrastrutturale. Se ad esempio un giovane start-upper siciliano deve spendere oltre 500 euro per spostarsi per un lavoro, quando i suoi competitori si muovono con meno di un terzo di quella cifra, è solamente scandaloso ed in questo il governo regionale sta facendo il massimo, a partire dalla copertura digitale con la banda ultralarga in Sicilia, in cui la nostra regione entro il 2022 sarà l'area più infrastrutturata d'Europa, ai fondi comunitari che devono essere spesi bene per superare il divario tra la Sicilia e le regioni del nord e soprattutto recuperare il vantaggio competitivo. La via Pirandello di Agrigento è pronta a rinascere con una nuova pavimentazione delle fioriere ed una manutenzione che riserverà un restyling completo. La zona, trafficata da centinaia di giovanissimi, è diventata nuovo luogo di movida della città. Secondo quanto fa sapere il sindaco Lillo Firetto, a essere sostituita sarà anche l'illuminazione pubblica e saranno collocate delle panchine. Una vittoria per i commercianti del posto che sperano ancora una volta che alla zona venga restituita la bellezza che merita. Il Tribunale di Agrigento, accorpando le sedi di Canicattì e Licata, si organizza per far spazio al nuovo personale. Vediamo. Disco verde della Giunta Comunale di Agrigento all'ampliamento del Tribunale di Via Mazzini. Nella riunione dell'esecutivo, il vice sindaco Elisa Virone e gli assessori Gerlando Riolo, Gabriela Battaglia, Nello Amel e Mauro Patti hanno approvato il progetto relativo ai lavori di realizzazione di nuovi vani all'interno del Tribunale di Via Mazzini, per un importo complessivo di 270.000 euro. Nella delibera approvata viene evidenziato in premessa che il Governo nazionale, nell'ottica di una revisione della spesa pubblica, ha soppresso alcune sedi distaccate di tribunali, accorpando Canicattì e Licata ad Agrigento, e che tale situazione ha innescato la necessità di reperire nuovi vani da destinare a dipendenti e dove collocare gli arredi. Attualmente il Tribunale di Via Mazzini è carente di vani da poter destinare al nuovo personale e agli arredi, e i vani in uso sono già sovraffollati. Quindi, nell'ottica di reperire nuovi locali, il Tribunale ha avanzato all'amministrazione comunale la proposta di poter creare dei nuovi vani, andando ad utilizzare gli enormi spazi liberi presenti ai piani terra, primo e secondo, dei locali di Via Mazzini.
Il sindaco Lillo Firetto, di concerto con il presidente del Tribunale, dopo un sopralluogo ha dato mandato all'ufficio tecnico di approntare un progetto per la realizzazione dei nuovi locali. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Oggi l'inaugurazione dell'edizione 2019 delle giornate della Fondazione Empedocle legata all'omonimo liceo, dibattito sulla cultura classica al Teatro Pirandello di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Al via stamani le giornate della Fondazione Empedocle, appuntamento giunto alla sua 8ª edizione, che vedrà per 4 giorni tante iniziative culturali che interessano i vari luoghi della nostra città. Stamani il debutto al Teatro Pirandello con l'incontro con la scrittrice Andrea Marcolongo, autrice del libro La lingua geniale, che ha dialogato con gli studenti alla rappresentazione teatrale di Medea, curata da alcuni alunni dello stesso liceo Empedocle. L'ottava giornata è l'8ª edizione delle giornate della Fondazione Empedocle, che ha per titolo quest'anno Le porte scè, il senso del limite, inizia dal Teatro Pirandello anche a seguito della grande richiesta di partecipazione che abbiamo registrato da parte dei nostri studenti per questa giornata inaugurale, che vede oggi la presenza della scrittrice Andrea Marcolongo, autrice di importanti pubblicazioni che sono anche diventati dei best seller, dalla lingua geniale, noto al grande pubblico, alla misura eroica, ad altre pubblicazioni che ha anche preannunciato oggi in questa mattinata di incontro con i ragazzi. All'incontro al Teatro Pirandello farà seguito un altro momento, un altro incontro al Cinema Astor, perché solo in questo modo abbiamo dato a tutti i ragazzi la possibilità di partecipare. Il programma che segue nell'arco delle giornate che si svolgeranno appunto fino a sabato sviluppa un tema estremamente interessante, profondo, che parte da una riflessione sul sesto libro dell'Iliade, in modo particolare il saluto di Ettore Andromaca sulle porte scee, per offrire l'occasione per un'ampia riflessione di carattere interdisciplinare sul senso e sul significato del limite, un termine che noi troviamo espresso in testi letterari, filosofici, ma che si arricchisce anche di una valenza e di una connotazione storico-culturale, ma anche giuridica, e quindi queste giornate rappresentano proprio un viaggio per esplorare la vastità, l'ambivalenza, la profondità e la pregnanza di questo termine, di questo significato, oggi quanto mai attuale se pensiamo in fondo che la società, il tempo in cui viviamo è proprio quella dove i limiti sono in qualche modo superati, per una società aperta, per una società pronta ad accogliere, per una società dagli ampi orizzonti. Sono incantata questa mattina qui ad Agrigento, in cui chiudo dopo 1 anno e mezzo per l'Italia la tournée del mio secondo libro, La misura eroica, in attesa del nuovo libro che sta uscendo tra 2 settimane, e non potrei chiuderla nella maniera migliore. 800 ragazzi nell'ambito di un ciclo di incontri dedicati alla bellezza del classico, dello studio delle lingue classiche, che è ciò che cerco di fare con i miei libri, raccontare la meraviglia dell'antico senza lamentarci delle minacce di cui è assediato. Loro, i ragazzi, sono vivi, brillanti, in gamba la più grande possibilità, opportunità che ha l'Italia, quindi per me è un onore essere qua. Un bel interscambio, che è un travaso di idee tra giovani e lei. Dico sempre che senza i ragazzi non potrei mai scrivere libri e non avrei questa emozione nell'incontrarli. Che messaggio lancia brevemente nel suo libro? Lancio il messaggio, questo ciclo di incontri è dedicato al senso del limite, lancio il messaggio che siamo noi a stabilire i perimetri del mondo in cui vogliamo muoverci. Galeone di plastica imbottito di hashish trovato a casa di un 22enne di Lampedusa. I carabinieri lo hanno arrestato. La droga, al dettaglio, avrebbe fruttato circa 1.000 euro. I particolari nel servizio.
I carabinieri della stazione di Lampedusa hanno arrestato un 22enne del posto. Alla vista del giovane che si aggirava in piazza Brignone con fare sospetto, i militari lo hanno avvicinato e lo hanno perquisito. I sospetti sono diventati realtà quando dalle tasche del ragazzo sono saltati fuori prima 1, poi 2, infine 11 piccoli involucri di carta stagnola. I carabinieri hanno così aperto i pacchetti e dentro ci hanno trovato piccoli pezzi di hashish di buona qualità. Quando si sono poi presentati a casa del sospettato, hanno iniziato a rovistare tra le suppellettili della sala. La loro attenzione si è concentrata in particolare su un galeone costruito con piccoli mattoncini colorati in plastica. Quando hanno aperto la stiva dell'insospettabile imbarcazione, dentro ci hanno trovato un altro involucro di carta stagnola più grande ed altri 10 piccoli pacchetti identici a quelli trovati in tasca. All'interno c'era altra hashish. I carabinieri non si sono però ritenuti del tutto soddisfatti e hanno così continuato a cercare tra gli scompartimenti di un mobile porta TV. All'interno, tra i telecomandi, sono saltati fuori 600 euro in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione e un coltello ancora intriso di piccole quantità di sostanza resinosa. Tutto è stato immediatamente sequestrato. La droga, del valore al dettaglio di circa 1.000 euro, verrà inviata ai laboratori del RIS di Messina per i conseguenti esami mirati a valutare la quantità di principio attivo contenuta. I mirati servizi antidroga sono finalizzati a contrastare il pericoloso fenomeno dell'uso di sostanze stupefacenti sull'isola di Lampedusa anche da parte di giovani e giovanissimi. I controlli, infatti, partiti nei pressi di uno dei vari istituti scolastici, hanno portato in questa occasione all'importante arresto di ieri. L'attività antidroga della stazione Carabinieri andrà avanti senza sosta e sarà parallela ad una serie di incontri di sensibilizzazione sul tema che verranno svolti con tutti gli studenti dell'isola, dal luogotenente Frenna, comandante della stazione, e dal capitano La Rovere, comandante della compagnia di Agrigento. Festival del Mandorlo in fiore in programma dal 28 febbraio al 9 di marzo. Il 2020 sarà però l'anno in cui la Kermesse dovrà ridurre i suoi costi. Vediamo. Mandorlo in fiore. Il 2020 sarà l'anno della spending review e questo è l'indirizzo dato dalla nuova governance del parco archeologico che sta lavorando alla Kermesse del prossimo anno cercando di ridurre o quantomeno ottimizzare i costi. Una vera necessità in realtà perché l'ente deve ormai gestire tutti i siti archeologici e culturali della provincia. Le riunioni operative sono in corso e nei prossimi giorni saranno affidati i primi incarichi per la gestione e l'organizzazione dell'evento. Una è stata fatta nei giorni scorsi, l'incarico a titolo gratuito è stato affidato all'ex consigliere comunale e vicepresidente del Consiglio Comunale di Area Firettiana Raffaele Sanzo, che avrà il compito di redigere un progetto della manifestazione completo di aspetti artistici e organizzativi con allegato bilancio analitico di previsione del costo delle spese. L'edizione 2020, che partirà il 28 febbraio e si chiuderà il 9 marzo, avrà la struttura degli anni precedenti, anche se appunto ci sarà una revisione dei costi complessivi, eliminando ad esempio larga parte delle iniziative collaterali, puntando però su un grande evento di richiamo. E ci si concentrerà maggiormente sul centro città, lasciando al momento al Paracongressi il ruolo di spazio riservato alle iniziative del festival come le esibizioni del venerdì e del sabato. Sarà inoltre certamente un'edizione che avrà un collegamento forte con il tema della grecità e dei 2600 anni della fondazione della città di Akragas, compleanno che verrà festeggiato in città per tutto il prossimo anno. Non meno di 60 pallini di piombo sparati per uccidere un'aquila alla carcassa del rapace è stata trovata nelle campagne agrigentine. I dettagli nel servizio. Ennesima aquila di Bonelli uccisa illegalmente in Sicilia. È successo nei giorni scorsi in provincia di Agrigento, in aperta campagna. Un ricercatore della squadra del progetto LIFE con Rasì ha recuperato la carcassa di una giovane aquila di Bonelli uccisa con arma da fuoco. Il rapace, trasferita all'Istituto Zooprofilattico di Palermo, è stato sottoposto a radiografia che ha rilevato le cause del decesso. Non meno di 60 pallini di piombo sparati da un fucile. Il ritrovamento è stato possibile grazie al trasmettitore satellitare GPS-GSM che l'aquila indossava dal giorno del suo involo dal nido, avvenuto nella primavera del 2017. Da allora il rapace, che era stato chiamato Rocco, era costantemente monitorato e i suoi tracciati satellitari venivano scaricati ogni giorno. L'operatore incaricato di controllare i dati trasmessi dal satellite delle oltre 20 aquile di Bonelli monitorate in Sicilia, insospettito dall'anomala immobilità del rapace, ha raggiunto l'area da cui proveniva il segnale GPS, dove ha trovato la carcassa alla base di un gruppo di alberi.
L'analisi dei dati del trasmettitore recuperato ha consentito poi di accertare l'esatta data del decesso. L'Aquila in circa 30 mesi aveva percorso circa 20.000 km, spostandosi principalmente nella porzione centro-settentrionale e meridionale dell'isola, dove ormai si stava stabilendo. Prossima alla maturità sessuale, l'Aquila Rocco avrebbe presto fornito dati preziosi per l'approfondimento della biologia ed etologia della popolazione siciliana della specie, oggi fortemente minacciata. Questa uccisione si aggiunge a quella del settembre 2018 di un'altra aquila di Bonelli di appena 5 mesi in provincia di Trapani e quella dell'avvoltoio capovaccaio abbattuto nell'estate 2018 sempre a Trapani e infine l'aquila di Bonelli abbattuta nel 2017 presso Licata. È degno di nota che queste informazioni sono relative soltanto ad animali monitorati attraverso telemetria satellitare e questo fa sospettare che il bilancio reale possa essere ben più grave. Infine, risale ad appena un mese fa l'uccisione in provincia di Nuoro in Sardegna con arma da fuoco dell'aquila di Bonelli Tepilora, liberata nell'ambito del progetto Life Aquila Life. Senza alcun dubbio si tratta di atti dolosi perché questi rapaci sono inconfondibili e quindi non confondibili con specie cacciabili. Data la rarità in Italia di queste specie, la perdita di giovani individui dovuta al bracconaggio è un fatto gravissimo che rischia di vanificare gli sforzi che si stanno mettendo in atto per conservare le popolazioni italiane di questi rapaci. Sia in Sicilia che in Sardegna, diversi soggetti pubblici e privati con un consistente supporto finanziario dell'Unione Europea per l'attuazione delle sue politiche in materia ambientale stanno lavorando incessantemente a questo scopo e la morte non accidentale di ogni individuo rappresenta non solo un problema di conservazione ma anche un danno economico a carico delle finanze pubbliche. Il WWF, capofila del progetto Life con Rasì, in queste ore sta predisponendo un esposto mettendo a disposizione degli investigatori i dati registrati nelle ultime ore di vita dell'aquila e provenienti dal suo trasmettitore. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Inizia oggi, mercoledì 6 novembre, la campagna di vaccinazione contro l'influenza stagionale per la prevenzione della malattia e delle sue complicanze, avviata dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Vediamo. Inizia oggi la campagna di vaccinazione contro l'influenza stagionale per la prevenzione della malattia e delle sue complicanze, avviata dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Le vaccinazioni vengono effettuate su tutto il territorio dell'ASP presso gli studi dei medici di famiglia, dei pediatri di libera scelta e in tutti i presidi vaccinari aziendali. Il servizio è gratuito per chi ha compiuto 65 anni e per i soggetti a rischio, cioè adulti e bambini con patologie croniche, individui ricoverati in strutture per lungodegenti, familiari di persone ad alto rischio e soprattutto operatori sanitari e di assistenza, addetti ai servizi di pubblica utilità, donatori di sangue, personale che per motivi di lavoro è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzale non umana, come i veterinari e gli addetti agli allevamenti e ai macelli. In co-somministrazione con l'antinfluenzale può essere offerto il vaccino antipneumococcico per patologie quali otite, polmonite, bronchiti, meningite ed asma ed antizoster secondo le modalità previste dal decreto emanato dall'assessorato regionale alla salute relativamente alla campagna 2019-2020. Il periodo indicato per la somministrazione del vaccino antinfluenzale stagionale va da novembre a febbraio inoltrato e ciò per poter garantire livelli efficaci di copertura anticorpali nel tempo, dal momento che i virus dell'influenza raggiungono l'apice della diffusione nella nostra regione dalla fine di gennaio fino a marzo. La trasmissione interumana si può verificare per via aerea attraverso gocce di saliva di chi tossisce o starnutisce e anche attraverso le mani contaminate da secrezioni respiratorie. Ecco perché il servizio di epidemiologia dell'ASP ricorda che una buona igiene delle mani è una pratica fortemente raccomandata. Anche coprire la bocca e il naso quando si tossisce o si starnutisce può limitare la diffusione dell'influenza. Qualora se ne presentasse il bisogno, resta raccomandato l'isolamento a casa delle persone con malattie respiratorie febbrili, specie in fase iniziale. 3.000 imprese balneari siciliane sul piede di guerra per la mancata estensione delle concessioni. I dettagli nel servizio. Sono trascorsi 133 giorni dalla delibera di governo sul disegno di legge relativo all'estensione a 15 anni delle concessioni in favore delle imprese balneari dell'isola e da allora è calato il silenzio più totale.
CNA Balneare Sicilia lancia l'allarme e annuncia azioni di protesta eclatanti dopo aver raccolto il disagio e la sofferenza degli oltre 3.000 concessionari che operano nel territorio regionale. Il testo varato dalla Giunta è stato trasmesso nel mese di luglio alla quarta commissione all'ARS competente per materia, per le opportune valutazioni e la successiva discussione dell'Aula. Ma nessun passo in avanti è stato compiuto, tutto fermo al palo, anzi si attende un'audizione richiesta più di un mese fa. L'estensione della concessione al 2033 è stata prevista dalla legge di bilancio del precedente governo nazionale, approvata a fine del 2018. Sono trascorsi 10 mesi. A preoccupare è la continuità aziendale delle imprese, scrive CNA Balneari Sicilia. È ora di sciogliere questo preoccupante nodo, dando una forte prospettiva agli stabilimenti balneari. Altrimenti, prosegue la nota, in assenza di risposte immediate, verranno implementate iniziative plateali. Volley, sfida d'alta classifica sabato prossimo 9 novembre alle 18 al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento tra la capolista Seap Dallicardillo Aragona e la Tenaglia Altino Chieti, attuale terza forza del campionato di Serie B1. Il servizio. Sfida d'alta classifica sabato prossimo 9 novembre alle 18 al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento tra la capolista Seap Dallicardillo Aragona e Chieti, attuale terza forza del campionato di Serie B1, girone D, squadra costruita per ottenere il salto di categoria. Si tratta di un sestetto molto forte, ben assortito in ogni reparto, che punta senza mezzi termini alla promozione in A2. Le due formazioni sono ancora imbattute, con le abruzzesi che hanno però giocato e vinto una partita al tie break in trasferta contro Frosinone. L'altra capolista del girone invece il Cerignola, in vetta a punteggio pieno assieme alla Seap Dallicardillo Aragona, con la stessa differenza 7 ma con un migliore quoziente 7 rispetto alle biancazzurre. La partita, che si preannuncia emozionante e spettacolare, è valida per la quarta giornata di andata. Le aragonesi, reduci dalla vittoria in rimonta 1-3 sull'insidioso campo della Fiamma Torrese Volley, hanno già ripreso la preparazione atletica per preparare nei minimi particolari la delicata e difficile partita di sabato, la seconda in casa dopo 2 trasferte di fila. La squadra aragonese si allenerà tutti i giorni, alternando sedute in sala pesi e lavoro tecnico-tattico al Pala Nicosia di Agrigento. Coach Luca Secchi spera di recuperare la palleggiatrice Martina Baruffi, ferma ormai da oltre 2 settimane per un infortunio muscolare, per avere più frecce al suo arco da utilizzare durante il big match. Tutte le altre giocatrici sono in grande forma e promettono una grande prestazione contro il forte Chieti. La gara sarà diretta dal primo arbitro Gianmarco Lentini e dal secondo arbitro la signora Denise Galletti, entrambi della sezione FIPAV di Catania. In questo ultimo fine settimana trascorso si sono giocati i campionati giovanili del campionato Under 17 regionale. L'Atena, allenata da Mauro Miccichè, sta attraversando un periodo positivo, frutto di 2 vittorie, di 2 pareggi e 2 sconfitte, e in classifica si trova in 7ª posizione con 8 punti. Domenica scorsa la compagine agrigentina sul campo neutro di Campofranco ha fermato la capolista terzo tempo sul pareggio di 0-0 e domenica prossima, di nuovo in casa sul campo neutro di Campofranco, incontrerà il Villabate. Il Favara Academy, allenato da Salvatore Palumbo, dopo inizio traballante si è tolta dai bassi fondi della classifica, totalizzando 2 vittorie contro Bagheria e Sporting Termini. Domenica è stata fermata dal Calcio Sicilia per 1-0. Sabato la compagine biancazzurra affronterà il Demma Ribolla allo stadio Giovanni Bruccoleri di Favara. Il Canicattì, allenato da Rosario Comparato, non sta attraversando un periodo semplice. Infatti la squadra biancazzurra viene dalla pesante sconfitta contro il Demma Ribolla a Palermo per 6-0. Sabato al Carlotta Bordonaro affronterà il CEI. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.